Molti li conosco, siete degli affezionati partecipanti di questo fortunato ciclo, devo dire, che la Società Letteraria insieme al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Verona, qui rappresentato dalla professoressa Roberta Facchinetti, che ne è la direttrice, e dal Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Università Ca' Foscari Venezia, abbiamo promosso e siamo oggi al quarto incontro di questo ciclo. Incontro di questo ciclo, appunto, che ha per titolo Un ponte con la Cina, è stato promosso dalle 3 istituzioni che vi ho detto e curato in particolare dalla stessa professoressa Roberta Facchinetti, dal professor Renzo Cavalieri dell'Università Ca' Foscari Venezia e dalla sottoscritta. Intuendo un interesse che questa città andava maturando per questo paese, non solo motivato dal gran numero di iscrizioni al corso di lingua cinese che c'è stato appena questo si è aperto nel nostro Ateneo, ma dalla stessa vostra presenza assai numerosa, e oggi ringrazio per questo l'amico Roberto Bianconi che me lo ha portato. Scopro anche che 2 ricercatori di fama internazionale del nostro Museo di Scienze Naturali, che come molti voi sapranno è uno dei, forse il più importante museo di scienze naturali d'Europa, ha appena pubblicato un volume con annesso CD di tutta una ricerca effettuata proprio in Cina all'interno di grotte, una ricerca speleologica effettuata in quel paese. Quindi in questa città l'interesse per la Cina è davvero trasversale a molti interessi disciplinari e a molte curiosità, ecco. Quest'oggi ci concentriamo finalmente, dico finalmente perché è la mia grande passione, sulla storia e lo facciamo con 3 storici eccezionali che sono nell'ordine: alla mia sinistra Leonida Tedoldi dell'Università di Verona, poi ve li presenterà bene la nostra moderatrice, la professoressa Facchinetti, ma io desidero salutarli. L'altra docente che abbiamo con noi alla sinistra della professoressa Facchinetti è la professoressa Laura De Giorgi, docente di storia della Cina moderna e contemporanea e di società cinese contemporanea a Ca' Foscari, e alla sinistra estrema del tavolo, alla mia sinistra estrema, il professor Guido Samarani, docente di storia della Cina e di storia e istituzioni dell'Asia orientale e di storia del pensiero politico della Cina moderna e contemporanea, sempre dell'Università Ca' Foscari. Sono tutti e 3, il professor Leonida Tedoldi ho mancato di menzionare che è docente di storia delle istituzioni politiche e di storia delle istituzioni internazionali presso l'Università di Verona. Sono tutti e 3 docenti che hanno pubblicato moltissimi contributi sia in periodici che monografie, in particolare i 2 ospiti cafoscarini, naturalmente concentrandosi sul paese Cina, e a guidare il tutto oggi pomeriggio sarà la nostra professoressa Roberta Facchinetti, che è anche lei docente di chiara fama, docente di lingua inglese, di linguistica inglese e di storia della lingua inglese, oltre che direttore appunto del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, ed è colei che ha avuto la grande intuizione appunto di aprire il corso di lingua cinese nel nostro Ateneo insieme al corso di lingua portoghese, che si affiancano ai corsi di lingue più tradizionali e che hanno avuto immediatamente un'impennata di iscrizioni, perché sono appunto quelle lingue dei paesi cosiddetti emergenti o già molto ben emersi che interessano i giovani studenti che appunto intendono entrare nel mercato internazionale potendo dialogare grazie alla conoscenza di queste lingue. Vi ricordo solo l'appuntamento del prossimo 11 giugno, che sarà l'appuntamento conclusivo di questo primo ciclo, perché ormai è assodato che
questo sia il primo di una serie di cicli che necessariamente faremo anche appunto in futuro e comunque nel 2016. L'11 giugno saremo qui non alle 17:30 ma alle 15:30, perché avremo un lungo pomeriggio con molti ospiti a parlare del genere noir, dei gialli fra Oriente e Occidente. Avremo scrittori di gialli, avremo critici letterari che appunto si confronteranno su questo genere così particolare e così molto seguito nell'ambito editoriale. Bene, mi taccio, passo la parola alla nostra professoressa Facchinetti e vi ascolto con grande interesse. Grazie. Sì, ma benissimo. Buonasera a tutti, benvenuti e grazie di essere qui nonostante il grande caldo che è scoppiato. Era previsto, ma non così previsto. Grazie in particolare alla padrona di casa che ha aperto l'incontro e che ha aperto tutti questi incontri che sono, come ben sapete, sono 5. A me il compito di riepilogarli, ma soprattutto riepilogare come è nato questo ciclo di incontri e per chi ci ascolta anche in streaming, per chi per la prima volta è venuto, è stato organizzato primo fra tutti dalla Presidente della Società Letteraria, perché l'idea iniziale è giunta da lei, dalla dottoressa Brunelli, che fin dall'inizio è stata un po' il motore che ha generato tutto questo. E anche quando mancava corrente o quando si creavano dei cortocircuiti, lei è sempre riuscita a fare da generatore e quindi è sempre riuscita a gestire qualsiasi piccolo o grande problema che emergesse nel corso dell'organizzazione di questi incontri, al punto che ci siamo convinti tutti che li dovremo, io credo sia... che li dovremo continuare e quindi anche l'anno prossimo, se avrete la pazienza e la voglia di stare con noi, li riprenderemo con altri e forse con delle impostazioni anche che voi stessi ci aiuterete a dare, a fornire, ad aggiustare, però sempre continuando questo attraversamento del ponte con la Cina. Da accademica posso dire che la società letteraria ha pieno diritto di essere fiera della sua presidente, perché precisa, attenta e determinata. Glielo devo con tutto il cuore, perché davvero è una persona che senza di lei non sarebbe partito il tutto, quindi lo devo riconoscere e tutti anche in streaming lo devono sapere. Quindi anche Verona e non solo noi lo dobbiamo sapere. Accanto a lei anche il professor Cavalieri è stato un grande araldo di tutto ciò, professore di diritto dell'Asia orientale e di istituzioni giuridiche comparate presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea di Ca' Foscari, dove insegna anche la professoressa Di Giorgi, che è oggi qui presente con noi. Ringrazio anche il professor Cavalieri in primo luogo per la sua straordinaria competenza e disponibilità. Spero che riesca a seguirci come ha fatto altre volte nei suoi numerosi impegni, almeno a distanza. Lui ha contribuito a creare e a consolidare un solido ponte culturale, non solo nei confronti della Cina, ma soprattutto tra Venezia e Verona, tra Ca' Foscari e l'Università di Verona, che non è poca cosa. Quindi anche grazie a lui, grazie al suo dipartimento e al direttore stesso del suo dipartimento, il professor Calvetti, io auspico che questo ciclo di incontri continui e sia foriero di ulteriori dialoghi tra le due accademie, tra i due e continui rapporti di collaborazione sul fronte del cinese, ma non solo. Altro componente sono io, direttore del Dipartimento di Lingue, come vi è già stato anticipato, quindi è questo trio un po' originale che si è riuscito a comporre ed è riuscito a organizzare qualcosa che credo perlomeno sia nuovo a Verona, perché è una combinazione di dati culturali, scientifici,
derivati in modo particolare effettivamente da questo nuovo interesse che stiamo cercando di lanciare all'interno dell'Università di Verona per la lingua cinese. E da questo punto di vista ringrazio anche l'ESU, che è stato l'ente che primo fra tutti ha sostenuto finanziariamente i primissimi corsi di cinese che sono stati attivati ed ora siamo ormai nella condizione di dire che è stato incardinato in pieno nell'offerta formativa, quindi ne siamo fieri. Ci siamo ritrovati insieme anche a Sara Dattoma, che è una dei nostri collaboratori, in altri incontri precedenti. Abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di romanzi come Correndo attraverso Pechino, abbiamo parlato di diritto, cittadini e potere. Ora affrontiamo la visione del mondo della Cina tra 800 e 900. Considerare e osservare la visione del mondo da parte della Cina implica o perlomeno presuppone una consapevolezza o comunque una presa di coscienza anche per favorire un certo confronto anche della visione del mondo che l'Occidente ha avuto e ha sviluppato tra 800 e 900. E sappiamo bene che ha subito il mondo occidentale, così come il mondo orientale, una serie notevole di trasformazioni che hanno cambiato profondamente la vita economica, la vita sociale, la vita culturale, non solo dell'Europa ma dell'intero mondo occidentale, a causa di una serie di trasformazioni. Ne cito solo alcune dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista internazionale. Se ci fermiamo alla tecnologia, scoperta di nuove fonti di energia come petrolio, come elettricità, che permisero di realizzare il motore a scoppio e quello elettrico, e ne derivarono fabbriche ovunque. Sono aspetti che a noi, che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana e che non ci parrebbero quasi della nostra preistoria, ma non sono poi così lontane nel tempo. I progressi nel settore della chimica che portarono alla realizzazione delle prime sostanze plastiche, i primi coloranti tessili, il settore della medicina, delle comunicazioni a distanza, col telefono prima di tutto. Sembra, come dicevo, preistoria, non lo è. Verso la fine dell'Ottocento poi l'industrializzazione, e ci fermiamo all'Occidente, si diffuse in tutto il mondo, però a questo punto ha cominciato ad abbracciare nella sua morsa, una morsa straordinaria e a volte impietosa, sia l'Occidente che l'Oriente, questa industrializzazione. E questa morsa ha portato anche alla crisi. Una crisi causata per assurdo non tanto dalla mancanza di beni, ma forse dalla eccessiva quantità di beni mal distribuiti. Come dicevo, straordinaria ed impietosa questa grande, pericolosa industrializzazione, che ha avuto dei riscontri anche sociali, perché socialmente si passa da una società agricola alla società industriale. Cresce il settore terziario, cresce la produttività, cresce la piccola e media borghesia, che come una nuova forza emergente comporta poi l'allargamento progressivo del suffragio, la lotta per l'emancipazione femminile, la lotta per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori allora e non solo allora disagiate, lo sfruttamento del lavoro femminile e minorile e la nascita 800-900 dei partiti operai. Questo sviluppo dei mezzi di trasporto, comunicazione, informazione, tutto ciò contribuì all'espansione delle grandi metropoli e stiamo solo facendo il quadro dell'Occidente. Queste grandi metropoli con la conseguente nascita delle periferie, con la cosiddetta società di massa, dove gusti, stili di vita e modo di pensare diventano omogenei e forse anche troppo omogenei. Arriviamo al livello internazionale, quindi se la società si massifizza, usando un termine originale, tra 800 e 900 si assiste anche alla politica espansionista verso l'esterno, con l'occupazione di vaste aree coloniali, e cresce così una competizione tra gli stati che
come se la potenza fosse relazionata alla vastità dei territori posseduti e all'espansione, permette o spinge ad un passaggio dal puro espansionismo all'aggressività dell'imperialismo. Un imperialismo che ora non è più solo occidentale e dove economia, politica e cultura si scontrano e continuano a scontrarsi. È in questo quadro di puro Occidente che noi iniziamo ora a ragionare su, e nell'Oriente e nella Cina, cosa succedeva allora e a cosa ha portato ora. Quindi l'incontro di oggi è un incontro concentrato sulla Cina e concentrato forse anche sul confronto tra quell'Oriente e l'Occidente, sempre in vista del nostro ponte metaforico, che tanto metaforico non è più. La prima persona a parlare oggi è il professor Samarani, che ringrazio personalmente di tutto cuore perché conosco i suoi numerosi impegni e conosco i numerosi impegni di tutti i presenti ed anche voi. Ed è professor Samarani, docente di storia della Cina, di storia e istituzioni dell'Asia orientale, di storia del pensiero politico della Cina moderna e contemporanea Ca' Foscari, è membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Storia Internazionale, è membro di diversi comitati scientifici di riviste specialistiche e di associazioni internazionali di sinologi. È autore di numerosi volumi di saggi sulla Cina nel Novecento e sulla realtà cinese contemporanea. Ha pubblicato in Italia, ha pubblicato all'estero, alcuni dei suoi lavori hanno poi visto il professor Samarani finalista in numerosi ed importanti premi letterari. Lascio quindi la parola a lui, da esperto sinologo qual è, per aprire questo incontro culturale e scientifico. Grazie. Devo schiacciare, mi pare, sì, grazie. Bene, innanzitutto, adesso ha creato talmente tante aspettative che poi dopo chissà che cosa succede se poi le aspettative non sono, non ritrovano riscontro nella realtà. Comunque, grazie per le parole generose, buonasera. Si sente così? Sì, si sente. Ecco. E innanzitutto vorrei ringraziare la Presidente della Società Letteraria di Verona, Daniela Brunelli, attraverso di lei tutta la società per questo cortese e gradevole invito, e la professoressa Facchinetti dell'Università di Verona per la collaborazione e per il lavoro fatto nel costruire questo ponte. E ovviamente anche il collega e amico Renzo Cavalieri, ovviamente, noi ci vediamo periodicamente a Ca' Foscari, lui oggi so che aveva altri impegni, non è potuto venire, ma insomma credo che gli dobbiamo molto per tutto il lavoro, l'impegno che ha posto nel costruire appunto questo rapporto, secondo me molto importante, e spero che abbia delle positive prospettive future tra noi e l'Università di Verona e le istituzioni veronesi. Io penso, ecco, trasformazione della concezione cinese del mondo tra 800 e 900. Con la professoressa e collega amica Laura Del Giorgi ci siamo un po' divisi il compito. Cioè io dovrei occuparmi, tanto per dare un quadro storico che probabilmente tutti sapranno bene, ma forse è meglio ricordarlo, dovrei occuparmi diciamo del primo periodo, cioè quello in cui si pongono le basi per la fine di quello che era, chiamiamola la concezione sinocentrica del mondo in Cina, e cioè una concezione che vedeva che aveva visto nel corso dei secoli precedenti vedeva la Cina come soggetto centrale, appunto sinocentrico, all'interno di un mondo, almeno per quello che era loro conosciuto da parte dell'impero cinese, e in cui questo sinocentrismo, questa concezione centrale era basata appunto su tutta una serie di elementi, di criteri che erano strettamente legati ai valori
portanti e fondanti della civiltà cinese. Quindi partirei da questo, esattamente, diciamo, se dovessimo scegliere un anno, sceglierei il 1840, perché nel 1840 iniziano la famosa prima guerra dell'oppio, quindi lo scontro politico, militare, economico, tecnologico e insomma, culturale complessivamente, è il primo passo tra la Cina, tra l'impero Qing, l'ultima dinastia imperiale nella storia cinese, e la Gran Bretagna, il Regno Unito, e cioè la potenza, chiamiamo diciamo la superpotenza del periodo dell'Ottocento, quello che oggi sono in modo diverso considerati gli Stati Uniti d'America, anche se in modo un po' diverso, insomma. E sicuramente, e lo sarà per lungo tempo, la potenza dominante in Asia e quindi anche nell'Asia orientale e in Cina. Quindi lo scontro tra questi due diciamo, soggetti statuali, politici e anche portatori di visioni del mondo e di culture e di una civiltà estremamente diversi tra di loro. E poi dal 1840 diciamo, passa circa un secolo, cioè quello che i cinesi hanno chiamato per lungo tempo e continuano a chiamare il secolo dell'umiliazione nazionale, cioè il secolo in cui la Cina perde sostanzialmente, via via, gradualmente, la propria sovranità territoriale, politica, finanziaria, economica, prima nello scontro con la Gran Bretagna, poi con altri paesi stranieri, europei, la Francia, più avanti anche la stessa Italia, poi gli Stati Uniti, poi il Giappone, quindi diventa quello che i cinesi chiamano nella storiografia una semicolonia, no? Cioè una colonia spartita e divisa tra vari attori, tra varie potenze. Quindi dal 1840 arriviamo a poco più di 100 anni dopo, cioè perché questo è il periodo dell'umiliazione nazionale, è il grosso del periodo, diciamo così, coloniale cinese, che arriva appunto nel 1945, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, e poi si conclude sostanzialmente nel 1947, quindi diciamo 107 anni dopo, con il Trattato di pace di Parigi, che sancisce la fine della Seconda Guerra Mondiale e risistema, come si dice, dà una risistemazione dei nuovi assetti geopolitici, geoeconomici e militari nel mondo sulla base come sappiamo poi del bipolarismo tra Unione Sovietica e Stati Uniti, e poi dopo il 1947 dallo sviluppo di quella che è stata chiamata, poi è andata avanti per decenni, la guerra fredda. Quindi vorrei partire, perché il tema sono ovviamente molti e le tematiche sono molto ampie e complesse, vorrei partire con una citazione relativa al 1839, cioè proprio a poco tempo prima, l'anno prima dell'inizio dello scontro con la Gran Bretagna da parte cinese. Possiamo considerarlo l'ultimo anno, un po' esagerando, ma della visione sinocentrica del mondo, anche se poi certo questa rimarrà in avanti, ma diciamo, l'atto forse potrebbe simbolicamente finale. È la lettera nel 1839 che il commissario imperiale cinese Lin Zexu, inviato dalla corte di Pechino, dall'imperatore nel sud della Cina, a Canton, per cercare di stroncare il traffico e la diffusione dell'oppio che si stava diffondendo da alcuni anni. Quindi la lettera che Lin Zexu invia nell'estate del 1839 alla regina Vittoria, quindi una figura che poi era già importante e diventerà poi ovviamente una figura fondamentale nell'assetto mondiale. È una lettera, io credo, che rivela l'autoconcezione cinese del rapporto con nazioni e individui stranieri e rivela allo stesso tempo una qualche, come per dire, incredulità morale, etica, circa il comportamento della Gran Bretagna, che difende e promuove in Cina, e non solo in Cina, la libera circolazione dell'oppio. Leggo alcuni passaggi, la lettera è lunga, molto articolata, ma
Scrive Lin Zexu e la regina Vittoria: l'impero celeste, cioè la Cina, facendo seguito alla politica di trattare gli stranieri con gentilezza, si è dimostrato particolarmente attento nei confronti del popolo cinese. Avete commerciato per vari anni in Cina e ciò ha beneficiato il vostro paese, che è diventato ricco e prospero. Dato che queste relazioni commerciali durano da tempo, non ci si può sorprendere che vi siano mercanti onesti al pari di mercanti senza scrupolo. Tra quelli senza scrupolo vi sono coloro che portano l'oppio in Cina arrecando danni ai cinesi. Costoro hanno avuto talmente successo che questo veleno si è diffuso ampiamente in tutte le province. Lei concorderà certamente sul fatto che le persone che perseguono il proprio guadagno materiale a detrimento del benessere degli altri non possono essere tollerati dal cielo né dagli uomini. La nostra speranza è che voi, che governate l'Inghilterra e ammirate la Cina e la civiltà cinese, darete istruzioni ai vostri sudditi affinché siano diligenti nell'osservare le leggi cinesi. E poi aggiunge, anche qui poi ovviamente dimostra una conoscenza non forse perfetta della realtà inglese, ma insomma in generale insomma, tocca alcuni temi. Ho saputo che avete proibito rigorosamente l'oppio nel vostro paese, indicando chiaramente che sapete quanto dannoso l'oppio possa essere. Non desiderate dunque che l'oppio arrechi danni al vostro paese e al vostro popolo, ma scegliete di arrecare danno ad altri paesi e ad altri popoli quali la Cina. Perché? Così si conclude la lettera di Lin Zexu. E quindi cosa ci dice questa lettera simbolicamente? Ci dice che in effetti nel momento in cui il rapporto con il passato, in cui la concezione sinocentrica della visione del mondo si sta di fronte ai nuovi protagonismi internazionali, si sta via via dilapidando, si sta indebolendo e viene spaziata via, oggettivamente il dilemma che dal 1839 al 1840 in poi alla Cina, all'impero Qing, viene posto è come superare le proprie debolezze militari e strategiche in modo da riuscire a far fronte ai nuovi invasori, cioè gli inglesi e poi gli europei, con una certa forza ed efficacia. Questo è il dilemma, diciamo, sintetizzando il dilemma centrale che l'impero Qing si pone dal 1840 in poi. E le risposte che vengono date, che si cerca di dare a questa sfida portata da Gran Bretagna e da altri paesi europei stranieri, sono diverse e indicano per molti aspetti, credo, anche una diversa visione del mondo, una diversa prospettiva e idea strategica di quale deve essere il modo con cui la Cina risponde a queste sfide. Il primo gruppo di risposte punta sul riavvivare la cultura tradizionale cinese. In fondo si afferma la cultura cinese è una grande cultura del glorioso passato, cioè secoli, millenni, una cultura che ha creato un impero, che ha creato una civiltà straordinaria. Perché non può essere ancora questa cultura il veicolo per riportare la Cina al centro del mondo, della realtà? Dopotutto, sostenevano questi filosofi e letterati e intellettuali dell'epoca, macchinari ed armi non sono la risposta definitiva e essenziale ai problemi. I fondamenti di una nazione, essi scrivono, stanno nelle virtù che essa possiede piuttosto che nella tecnologia. O ancora, gli stranieri sono stati da sempre i nostri nemici, sono privi di ogni senso di civiltà, sono dei barbari più vicini ai cani e alle pecore che agli esseri umani. L'ho citato lo stesso, anche se non è proprio gradevole, ma insomma mi sembrava utile vedere questa. E ancora, perché mai dobbiamo impiegare degli stranieri? Perché mai dobbiamo onorarli come nostri maestri? Quanto alla necessità della tecnologia si sostiene, la Cina non ne ha bisogno. Cito, se la tecnologia va bene per l'Occidente, perché mai dovrebbe andare bene per la Cina? L'Occidente può avere bisogno di macchinari, e qui c'è sicuramente un'attenzione particolare, una certa tematica, per far fronte alla scarsità di manodopera. Ma la Cina ha una grande popolazione, ha un eccesso, una sovrabbondanza enorme di manodopera. I macchinari non farebbero altro che rendere la disoccupazione un problema ancora più serio, diciamo una lungimiranza straordinaria per certi aspetti da un certo punto di vista. Addirittura tale era questo partito dell'opposizione, del revival della cultura tradizionale cinese, del resistere in qualche modo a questa penetrazione, a questa sfida in questo modo
diciamo, utilizzando gli strumenti più tradizionali, che si narra che uno dei più influenti sostenitori di tali tesi, non lo cito in cinese perché poi tanto non dice granché, ma insomma ecco, questo signor Yu, chiamiamolo Yu, ecco. Quando gli fu detto che avrebbe dovuto ricoprire un importante incarico in un neocostituito ufficio degli esteri, che era un po' l'antesignano di quello che sarà poi l'ufficio del Ministero degli Affari Esteri, perché la Cina non aveva, fino alla fine dell'Ottocento, non aveva un Ministero degli Affari Esteri, perché proprio considerava i rapporti internazionali come un rapporto tra se stessa e gli altri, cioè in modo gerarchico. E questo signor Yu, che quindi nel momento in cui gli si dice che deve entrare in questo ufficio, nuovo ufficio degli affari esteri, dapprima esprime chiaramente con forza il suo desiderio di non esservi incluso, ma poi, visto che le sue richieste vengono respinte dalle autorità superiori, il primo giorno in cui deve recarsi al suo incarico si getta volontariamente a terra da cavallo e si ferisce in modo abbastanza serio. Poi, con la scusa di essersi ferito e di non potersi muovere, evita di operare nel nuovo organismo degli affari esteri e alla fine, passato lungo tempo, ritorna al proprio lavoro solo quando viene accettata la sua richiesta di non essere immesso in questo ufficio per gli affari esteri. Ma insieme a costoro, che erano molti, erano anche influenti, ci furono anche coloro che probabilmente allora erano meno forti, meno influenti, ma che poi diventarono sempre più importanti, influenti, che cercavano di gettare lo sguardo più in là, superando appunto l'idea centrale in molti dell'importanza del ruolo della tradizione culturale e della civiltà cinese, e l'idea secondo cui lo sviluppo economico, scientifico, tecnologico dell'Occidente poteva essere staccati dalla matrice culturale in cui essi si erano andati formando. E qui ho preso una seconda frase per indicare il passaggio. Siamo nel 1898, quindi è passato poco più di mezzo secolo, che è tanto ma non è tanto sul piano storico, da quella lettera del 1839, simbolo della non abbiamo bisogno di voi, perché voi ci danneggiate dopo che noi abbiamo aperto le porte con l'oppio. Ma qui nel 1898, 50 anni o poco più dopo, il linguaggio mi pare, completamente radicalmente diverso. E questo messaggio viene scritto da uno dei grandi pensatori cinesi moderni, uno dei padri del pensiero moderno politico cinese, che chiamerò il signor Kang per non complicare le cose. Leggo alcuni estratti. Un esame di tutti gli stati del mondo mostrerebbe che quegli stati che hanno intrapreso delle riforme sono divenuti forti, mentre quelli che sono rimasti legati al passato sono periti. Se vostra maestà, è la lettera che lui invia all'imperatore, se vostra maestà osserva le tendenze negli altri strati, vedrà che se siamo in grado di cambiare potremo preservare noi stessi, ma se al contrario non sapremo cambiare saremo destinati a perire. Il nostro problema oggi sta nel fatto che continuiamo ad essere legati alle istituzioni tradizionali senza sapere come cambiare. In un'epoca di competizione tra gli stati, faccio una parentesi, questa è una delle frasi, non è l'unica, ma che indica chiaramente l'influenza crescente che in quegli anni, siamo fino a 800, ha il pensiero occidentale. Cioè, qui è proprio una concezione, diciamo, tratta da Darwin, dal social-darwinismo, cioè dall'idea della competizione delle nazioni, insomma. Quindi tra gli stati-nazione. In un'epoca di competizione tra gli stati, adottare metodi tipici di un'epoca passata, quindi della vecchia società, del vecchio concetto, lui fa un esempio, perché poi i cinesi sono sempre molto ricchi di questi esempi, aforismi e simbolismi. Quindi adottare metodi tipici di un'epoca passata è come indossare una calda pelliccia in estate o guidare un carro troppo alto attraverso un fiume. L'unico risultato sarà di essere colpiti dalla febbre oppure di essere rovesciati dal carro. E poi il signor Kang giunge su quali modelli la nostra visione, il nostro cambiamento, la nostra visione del mondo, il nostro tentativo di cambiare questo nostro approccio al mondo esterno e agli altri paesi, su quali modelli potremmo eventualmente rifarci, quali potrebbero essere i nostri modelli, dove possiamo imparare in parte almeno. E dice, per quanto riguarda i possibili esempi di altri paesi,
i governi repubblicani di Francia e Stati Uniti e i governi costituzionali di Gran Bretagna e Germania. Si tratta di paesi molto lontani dalla Cina, i cui modelli e costumi sono molto diversi dai nostri. I cambiamenti intervenuti in questi paesi sono il frutto di un lungo processo. Di conseguenza, supplico Vostra Maestà di assumere le riforme Meiji del Giappone quale modello di riforma, cioè le riforme portate avanti dal Giappone a partire dal 1868 che portarono e avrebbero portato poi di fatto il Giappone ad evitare la sorte diciamo, di colonizzazione che subì la Cina. E continua: tempi e luoghi del processo di riforma in Giappone sono a noi vicini, la loro religione, i loro costumi sono per certi aspetti simili ai nostri. Il successo del Giappone è manifesto, il suo esempio può essere seguito con facilità. Quindi questo è, diciamo, il primo passaggio, credo, importante nella trasformazione, nell'inizio, nell'avvio, nello sviluppo di una concezione diversa del mondo dal punto di vista cinese. Poi salto un po' per necessità i momenti, certe tappe, vengo un'altra tappa importante secondo me, e cioè quella che va dal 1905 al 1912, e cioè quella che inizia appunto con la guerra tra Russia e Giappone, che come dirò ha una notevole influenza sulla Cina del 1904-1905, prosegue nel 1911 con la caduta dell'impero Qing, e quindi il 1911 è l'anno della fine del millenario impero cinese, perché poi dal 12 non ci sarà più un nuovo imperatore, ma ci sarà un nuovo sistema, cioè ci sarà un sistema repubblicano. Per la prima volta nel 1912 la Cina adotta un sistema politico non imperiale, ma appunto repubblicano. E quindi direi alcune cose su questo periodo, insomma. In questi anni, dal 1905 al 1911-12, è soprattutto l'idea della rinascita della nazione cinese che stimola la riflessione e l'attivismo delle elite politiche, sociali ed intellettuali, sullo sfondo di una realtà in cui miseria, arretratezza e sottosviluppo, soprattutto nelle aree rurali in cui vive e opera la gran parte della popolazione, si combinano con diffuse forme di autoritarismo e paternalismo politico e sociale, e con appunto il dominio coloniale dell'Occidente. A tutto ciò occorre aggiungere in questi anni la sostanziale crisi di identità che investe e ha investito soprattutto le élite, ma che aleggia diffusamente in un paese, la Cina, che sembra incapace di trovare la forza e la capacità di andare oltre un glorioso passato e incamminarsi lungo il percorso tracciato dai grandi cambiamenti introdotti in Europa nei secoli precedenti. Rivoluzione tecnologica produttiva, industrializzazione, commercializzazione, espansionismo. Nel 1905 un atto importante in questo cambiamento radicale nella trasformazione della visione del mondo è l'abolizione del millenario sistema degli esami imperiali, che di fatto pone fine dal punto di vista culturale al ruolo essenziale, fondamentale del confucianesimo e apre la strada alla diffusione di forme educative, di strutture educative, prima miste cinesi straniere e poi anche solo straniere. Ma nel 1905 è anche l'anno in cui la Corte cinese autorizza lo studio di costituzioni straniere, nominando la commissione che si reca all'estero per meglio approfondire la questione. Ma è ancora il 1905, come avevo detto, è l'anno della vittoria del Giappone sulla Russia degli zar. Sia per la Corte cinese che più in generale per l'opinione pubblica cinese, la vittoria del Giappone sulla Russia zarista si caricò di significati straordinari. Innanzitutto era la prima volta che un paese asiatico sconfiggeva una potenza europea. In secondo luogo era il segno della superiorità del sistema monarchico costituzionale, il Giappone Meiji, che era, come abbiamo visto, concepito come un modello possibile della riforma cinese, il segno della superiorità del sistema monarchico costituzionale su quello autocratico dispotico, cioè la Russia zarista. Infine, rappresentava una chiara indicazione per gli intellettuali, riformatori
cinesi che un processo di modernizzazione, quale appunto era stato avviato in Giappone dal 1868 in poi, non comportava necessariamente un indebolimento del potere centrale. Preoccupazione questa, cioè quella dell'indebolimento del potere centrale, che aveva rappresentato un forte freno in passato all'avvio di significative innovazioni in campo politico ed istituzionale. Nel 1911 l'abbattimento dell'ultima dinastia, la rivoluzione del 1911, e l'anno dopo, il 1912, l'instaurazione del sistema repubblicano, della Repubblica in Cina, pongono davanti alla Cina e ai cinesi nuove sfide, in particolare come, in quali tempi, secondo quali percorsi costruire un nuovo Stato, perché ormai non c'è più l'impero, una nuova nazione, perché ormai si è accettato, si tende ad accettare l'idea che la Cina è uno Stato-nazione in mezzo a un mondo di Stati-nazione, e anche una identità cinese nuova, moderna, non più classica, tradizionale. In quegli anni, negli anni che accompagnano poi lo scoppio e lo sviluppo e la crescita in Europa della Prima Guerra Mondiale e negli anni del dopoguerra, dopo il 17, il 18, il 19, insomma, prima, in questi anni al centro del dibattito in Cina furono dunque temi diversi ma molto importanti, tra cui la questione delle forme dello Stato, centralismo o federalismo, le relazioni tra potere centrali e poteri locali, un tema questo essenziale in un paese vasto, estremamente eterogeneo e popoloso come la Cina, e un tema direi in forme diverse che anche oggi è al centro della problematica del governo del popolo cinese. Il problema del superamento delle tradizionali forme di associazionismo politico e sociale e della costruzione dei partiti politici moderni, che nasce proprio a cavallo del primo dopoguerra, dopo Versailles, a cavallo tra il 1920, 21, 22, nei primi anni 20. La questione del rapporto tra Stato e cittadini, tra collettività e individualità, tra democrazia ed autoritarismo. E ancora il problema del rapporto tra identità nazionale e pluralismo etnico, un altro dei temi che attraversa costantemente il Novecento e conserva oggi molta della sua complessità nella Cina contemporanea. In effetti in quegli anni molti interpreti e uomini politici della Repubblica, molti uomini del potere centrale, guardavano con timore e sospetto la realtà politica che si stava sempre più emergendo in quegli anni, con le sue assemblee rappresentative ai vari livelli, le prime forme politiche organizzate, i nuovi spazi aperti alla sovranità popolare. A loro modo di vedere di questi uomini di potere, degli uomini del governo centrale, questa situazione era troppo confusa e indefinita per poter costituire effettivamente una solida base su cui poggiare il processo di riforma e di modernizzazione del Paese. Ma tali presupposti, centrati su di una visione fortemente centralistica del potere, apparivano in evidente contraddizione con la situazione esistente. Anche questo è un altro problema che oggi in modo diverso esiste, no? Cioè la necessità dell'unità e della centralità e della centralizzazione del potere da una parte e dall'altra l'estrema eterogeneità climatica, geografica, produttiva, economica, culturale, di lingue, di dialetti che la Cina rappresentava allora e rappresenta. In particolare, già allora, la nascita e i primi anni del nuovo sistema repubblicano avevano visto crescere un forte sentimento di appartenenza. Di fatto, la rivoluzione era partita e si era sviluppata nelle singole province e un forte senso di lealtà provinciale permaneva nell'animo di molti. Si trattava di un sentimento che non necessariamente era antitetico o insensibile al richiamo del nazionalismo. Semmai, in tempi di grande incertezza, come tutti i tempi di grande incertezza, il senso di appartenenza ad una comunità più piccola, la percezione di identità più familiari, sembrava poter rendere meno angoscioso e difficile la sopravvivenza e la speranza in tempi migliori. Un'altra questione, come dicevo, che si pose fu quella dell'unità e identità dello Stato, del Paese, dello Stato-nazione, in cui ad una ampia maggioranza etnica si accompagnava, e si accompagna ancora oggi, una ricca e articolata presenza di minoranze,
la cui importanza era ed è tanto più significativo in quanto numerose minoranze etniche vivono largamente compatte in aree di confine del territorio cinese, al nord come al centro-sud, con evidenti riflessi sui temi della integrità territoriale e della sicurezza nazionale. In quegli anni molti spinte guardano al tentativo, alla speranza di superare lo Stato centralistico e, come dicevo, spingono verso l'adozione di forme federaliste. È interessante, ad esempio, in quegli anni la grande simpatia da parte di molti giovani studenti intellettuali radicali per gli Stati Uniti d'America, per il fascino esercitato dal modello degli States americani, e anche dal fatto che ovviamente Washington, a differenza di molte potenze europee, era stata l'unica in una certa misura a contrastare l'espansionismo giapponese e le ambizioni espansionistiche giapponesi in Cina. Sino al 1917-18 questo fascino, questa influenza verso gli Stati Uniti continueranno ad essere molto forti, tanto che sarà la pressione americana a convincere alla fine la Cina ad entrare in guerra nel 1917, a fianco dell'intesa. Ma poi sappiamo che dopo il 1919 questa fiducia negli Stati Uniti si andrà indebolendo e stemperando e si aprirà quindi un varco per un nuovo processo di cambiamento e di trasformazione, cioè una collaborazione tra la Cina e non più prima l'Europa, ora gli Stati Uniti e l'Occidente, ma la Cina e il socialismo, la Cina e l'Unione Sovietica. In quegli anni trasformazioni significative avvennero altresì nella concezione del ruolo dell'individuo e il suo rapporto con la collettività. L'idea pessimistica e quasi fatalistica del popolo cinese, raffigurato come milioni di granelli di sabbia e quindi disperso, incapace di formare qualcosa di coeso, fu via via sostituita dall'esigenza di costruire dei nuovi cittadini che prendessero il posto dei vecchi sudditi. Questi nuovi cittadini avrebbero dovuto avere un rapporto almeno in parte diverso rispetto al passato con la comunità e con lo Stato. Infatti l'uomo nuovo, il cittadino nuovo era chiamato al compito e alla responsabilità di esercitare i propri diritti e fare fronte ai propri doveri in quanto individuo. Ciononostante, negli anni a venire, negli anni 20, poi negli anni 30, negli anni soprattutto della guerra, la guerra ebbe un impatto fondamentale nel bloccare tutta una serie di potenziali processi di trasformazione e di sviluppo. E uno di questi fu questo, cioè negli anni a venire l'enfasi sull'individuo, l'individualità, la libertà individuale verranno ad essere sempre più sfumati e si sottolineerà sempre più sia nel pensiero marxista dagli anni 20 in poi, sia nel pensiero nazionalista, quindi non comunista. Si sottolineerà, quindi c'è al di là delle differenze, una certa diciamo, coesistenza da questo punto di vista, e si sottolineerà sempre più che le libertà individuali devono soggiacere alle esigenze del rafforzamento della nazione e dello Stato e che l'azione libera dell'individuo può esercitarsi purché essa non finisca per indebolire il gruppo e la comunità. E molti dei temi in modo diverso li troviamo anche abbastanza tra di loro. Insomma, ecco. Quindi gli anni 20 e gli anni 30, di fatto con gli anni 30 in particolare, gli anni 40 con la guerra, molto di questo patrimonio, di questa discussione, anche di queste opzioni e opinioni molto diverse tra di loro, di fatto si indeboliscono e poi cadono e di fronte al problema dell'unità nazionale, di fronte all'esigenza di difendere la patria. Cioè, i temi patriottici nazionalisti prendono il sopravvento nei confronti soprattutto dell'aggressione dal 31 al 45 da parte del Giappone, che mette seriamente a rischio la sovranità e il futuro della Cina. E quindi oggettivamente in questi anni possiamo dire che molte delle premesse, a mio modo di vedere, anche positive, molto creative, anche dialettiche che erano state create negli anni della Prima Guerra Mondiale e poi negli anni 20, vengono via via soffocate o comunque ridotte in nome dell'unità del popolo cinese, in nome della cancellazione, della riduzione delle distinzioni. Penso che sono arrivato al 45, l'ho fatta un po' più lunga, scusate, ma volevo dire alcune cose un po' utili.
Grazie professor Samarani per questo excursus di un secolo intero, praticamente 1840-1940, che ci ha permesso di passare dalla visione sinocentrica al rifiuto nei confronti dell'Occidente che ebbe la Cina inizialmente, al desiderio di togliere la pelliccia estiva, la necessità di togliere la pelliccia estiva per evitare la febbre, alla consapevolezza di unità nella diversità, alla fiducia e poi alla sfiducia nei confronti degli Stati Uniti e al senso di patriottismo e di unità che gradualmente si è formato e che poi vedremo più in dettaglio con la professoressa De Giorgi. Quindi passiamo subito alla professoressa De Giorgi la parola, professore di storia della Cina moderna e contemporanea e di società cinese contemporanea presso l'Università Ca' Foscari, socia dell'Associazione Italiana per gli Studi Cinesi, socia della European Association of Chinese Studies, socia della Historical Society for 20th Century China, socia della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. Complimenti. Autrice di numerose pubblicazioni che vertono in particolare sulla storia sociale e culturale della Cina ed è per quello che l'abbiamo chiamata. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio anch'io dell'invito, ringrazio la dottoressa Brunello per la società letteraria e ringrazio la professoressa Facchinetti, è un piacere per me essere qui, poi un piacere cogliere l'entusiasmo per la Cina, che è un entusiasmo intellettuale ma anche proprio una passione per questi temi su cui appunto io e il professor Samarani ci occupiamo a livello professionale e siamo sempre felici di vedere come si può allargare e cercare anche di allargare appunto la partecipazione al dibattito su questi argomenti. Io tratterò in maniera ovviamente sintetica un periodo un po' più breve del rapporto fra la Cina e il mondo nel Novecento, essenzialmente quel trentennio che è il primo trentennio della Repubblica Popolare Cinese, che si identifica soprattutto con la figura di Mao. Un trentennio che, se lo guardiamo adesso in prospettiva, è spesso stato rimosso spesso come un incidente di percorso in una strada di sviluppo che a un certo punto, dopo la morte di Mao all'inizio degli anni '80, dovrebbe essere ripreso, sia per quel che riguarda le dinamiche economiche interne, sia per quel che riguarda anche la relazione con il mondo. Però un trentennio che invece forse andrebbe anche rivisto, perché molto di quanto avviene anche nella Cina di oggi, o soprattutto è avvenuto negli anni 80 e 90, si radica su alcune basi che sono ovviamente state sviluppate anche in parte sul piano economico, sulla capacità di mobilitazione della popolazione per determinati obiettivi che sicuramente hanno avuto comunque in Mao e nel maoismo un motore importante. Io ovviamente mi focalizzo sull'aspetto della politica estera e del rapporto col mondo con una premessa. Parliamo di un trentennio, anche qui forse non l'abbiamo dimenticato, ma un trentennio che si colloca nella fase della guerra fredda, e nella fase della guerra fredda che finisce con la caduta dell'Unione Sovietica, ma che per appunto un periodo di 50 anni, 40 anni ha legato molto quelle che sono state le dinamiche internazionali. E la Cina, se noi in Europa l'abbiamo vista come una fase quasi di stasi o anche di pace, una guerra fredda appunto, invece in Asia la guerra fredda è stata una guerra calda, connotata da conflitti anche sanguinosi, in cui la Cina si è trovata o direttamente coinvolta o comunque coinvolta in maniera indiretta per la vicinanza. Basti pensare alla guerra di Corea. In fondo la Cina adesso per Cina intendo Repubblica Popolare Cinese, fondata nel 1949, un anno dopo è già in un conflitto sanguinoso, il primo conflitto caldo della guerra fredda, appunto, che la vede coinvolta direttamente, e molte delle dinamiche che riguardano la Cina negli anni 60 anche nell'ambito internazionale sono legate a quanto avviene nel Vietnam, quindi alla guerra del Vietnam, che sarà uno dei fattori che porterà poi a una trasformazione del suo orientamento internazionale, avvicinandosi a quel passaggio storico che, come sapete tutti, avviene fra il 71 e il 72, nel 71 con l'ingresso della Cina all'ONU e nel 72 con non la riapertura delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, ma con la famosa storica visita di Nixon, che segna ovviamente un riavvicinamento fra Cina e Stati Uniti dopo 20 anni di ostilità, anche più di 20 anni, insomma, a partire dalla guerra civile.
Allora, credo che il tema importante sia capire come la visione del mondo in epoca maoista, è anche corretto dire maoista perché sappiamo che Mao era di fatto la figura centrale nelle decisioni di politica estera e anche nel proiettare una determinata visione del mondo. È ovvio che noi abbiamo anche una visione parziale tuttora perché molti archivi sono chiusi, quindi molti dibattiti anche di politica estera, qui penso che il professore mi confermerà, si possono cogliere difficilmente perché non sempre tutto è disponibile, ma sicuramente la figura di Mao è la figura di chiave, lui che proietta anche sulle scelte della Repubblica Popolare Cinese una sua determinata visione del mondo. E allora quanto questa visione del mondo sia in rottura con il periodo precedente e poi alla fine del maoismo si verifichi un'altra frattura rispetto appunto al periodo maoista o quanto invece ci possano essere elementi di continuità. Certamente io credo che un elemento di continuità importante da ricordare è che Mao e la dirigenza della Repubblica Popolare Cinese dal 1949 in poi hanno la percezione che comunque almeno la Repubblica Popolare Cinese continuerà a agire in un contesto che l'è in maniera più o meno, in certi casi esplicita, ma comunque se non esplicita sicuramente esistente, di ostilità e di difficoltà. E questo elemento è un elemento che viene in parte dall'esperienza del passato, un'esperienza di guerra, un'esperienza in cui la Cina, che secondo Mao col 1949 si è alzata in piedi, usa questa espressione, il popolo cinese si è alzato in piedi e finalmente può decidere per se stesso e non farsi essere deciso da altri, dovrà farlo comunque in un contesto in cui la diffidenza, l'ostilità in alcuni casi, ma la diffidenza rimane una costante, nel senso le esperienze anche con l'Unione Sovietica, che comunque è stata alleata anche nel periodo della guerra civile, sono però esperienze segnate nei decenni precedenti da rapporti difficili e complessi, rapporti che si legano anche a questioni geopolitiche, condividono un lunghissimo confine che è diventato fondamentale nel momento in cui tutta la storia precedente al 1949 ha dimostrato che i maggiori rischi vengono dal mare, ma è un confine su cui ancora nell'Ottocento impero zarista e invece impero cinese si sono scontrati con delle questioni anche irrisolte. E quindi questa percezione, questa diffidenza si lega anche all'eredità del quello che ha citato il professore, il secolo dell'umiliazione nazionale, cioè l'idea che comunque la Cina abbia subito una serie di ingiustizie e che queste non sarà facile comunque poter riaffermare pienamente. Certamente la sovranità giuridica ormai c'è, uno Stato nuovo che non ha più quei vincoli giuridici legati ai trattati inuguali, però da questo a poter veramente partecipare al contesto internazionale al pari delle altre potenze, forse degli altri paesi, forse il passaggio sarà un po' più complesso. D'altra parte abbiamo un paese che non viene riconosciuto da molte potenze occidentali, in primis gli Stati Uniti a partire dal 1950, e che invece dovrà costruirsi la sua relazione con l'Occidente nel tempo. Ecco, credo che un elemento importante, che è in parte ereditato dal passato, è che la leadership maoista vede importante l'idea di poter contare su se stessi nel proprio sviluppo economico possibilmente, e questo influenzerà anche le sue relazioni con il resto del mondo. C'è indubbiamente un elemento, è la priorità data agli interessi nazionali, alla difesa dello Stato, dei confini e delle possibilità di crescita del proprio paese. Certamente non si può però dimenticare che è un paese che ha un'identità ideologica, che ha assunto, essendo guidata da un partito comunista cinese, e c'è da chiedersi, e spesso si è dato peso più a un fattore o un altro, quanto l'ideologia abbia poi pesato nelle scelte riguardanti la politica estera e soprattutto nella lettura del mondo. E nella lettura del mondo che la Cina dà, soprattutto dagli anni 50 ma anche negli anni 60, l'ideologia conta perché determinati concetti che sono fondamentali nel discorso che si sviluppa in Cina sul mondo, come il concetto di imperialismo ovviamente, o il concetto di egemonia, rimangono importanti, riadattati ai vari contesti ma sono importanti.
e anche perché io credo che la Cina non abbia guardato in quel periodo il mondo esterno come soltanto una questione di relazioni di potenza, ma abbia sempre pensato che anche il comportamento degli stati debba rispondere anche a dei principi in qualche modo morali, e anche questa secondo me è un'eredità in parte del passato, e quindi l'ideologia poteva fornire delle chiavi anche di lettura morale del comportamento. Tant'è vero che lo stesso concetto di egemonia e di imperialismo i cinesi lo vedono anche in termini di comportamento e di scelta morale, non semplicemente di forza militare, economica o culturale. Quindi come un po' all'interno di queste due chiavi di lettura, insomma, un po' come si è mossa la Cina? Io credo che se uno guarda la storia, insomma, di questo periodo, di questo trentennio, siano due gli elementi principali della sua politica estera. Uno sono le relazioni con le superpotenze, le relazioni con l'Unione Sovietica e le relazioni con gli Stati Uniti. L'altro elemento è quello, il tentativo, la volontà di trovare anche una collocazione in parte, che poi è anche riuscita, diversa all'interno del mondo bipolare, ponendosi come guida o leadership nel tempo di quei paesi che hanno condiviso, secondo la leadership cinese, un'esperienza drammatica del Novecento, che è quella del colonialismo, che quindi sono usciti dalla decolonizzazione, che magari sono ancora legati a dipendenza economica e politica dalle due superpotenze, e che invece dovrebbero lottare per riafformare una loro sovranità. Quindi due elementi importanti: il rapporto appunto con Unione Sovietica e Stati Uniti, e poi il rapporto con quello che poi gli stessi cinesi definiranno negli anni 70, dopo un famoso discorso poi che verrà anche fatto all'ONU da Deng Xiaoping, dopo che la Cina nel 1971 è entrata finalmente nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come il terzo mondo, e qui la Cina si pone come un paese guida, però uno sviluppo che nasce ancora prima, nasce anche negli anni 50. Se dovessimo periodizzare, diciamo, l'evoluzione del rapporto della Cina col mondo, dovremmo comunque anche collegarlo in parte a quelli che sono gli sviluppi interni. Nel senso, la priorità per la leadership cinese negli anni 50, 60 e poi anche negli anni 70 è ovviamente sulla trasformazione della Cina in un paese moderno e socialista. Quindi riuscire a mettere insieme la trasformazione della Cina in una potenza industriale di fatto e moderna, senza che questo però diciamo, implichi la trasformazione della Cina in un paese capitalista, tenendo in mente l'importanza della lotta di classe, volendo avere una società sostanzialmente egualitaria. Questo obiettivo si coniuga poi con la difficoltà a collocarsi, a individuare quali sono gli amici e i nemici, le minacce che possono mettere in discussione questi obiettivi. Nel 1950 la Cina farà una scelta decisiva, deciderà soprattutto per un'alleanza con l'Unione Sovietica, un'alleanza quasi obbligata che viene conclusa con un trattato del 1950, un'alleanza non facile che già dopo pochi anni entrerà in crisi, dal 56-57 entrerà in crisi fino a chiudersi praticamente all'inizio degli anni 60, nonostante ovviamente alcune relazioni continueranno dopo, e fino ad arrivare nel 69 addirittura degli scontri militari. È un'alleanza che viene spiegata all'interno di una visione del mondo in cui il mondo è diviso in due parti, campo socialista e campo capitalista, e bisogna fare una scelta, e la scelta più naturale è ovviamente quella dell'Unione Sovietica. Però l'Unione Sovietica, che è il modello fino a metà degli anni 50 anche per lo sviluppo cinese, però già a metà degli anni 50 c'è il tentativo, ad esempio, di intessere delle relazioni in parte privilegiate e importanti in una dimensione regionale, che è col sud-est asiatico e anche con i paesi africani. C'è la famosa conferenza nel 1955 di Bandung, che vede quei paesi che poi in futuro potranno definirsi non allineati, che si ritrovano in Indonesia e con cui insieme con l'India ovviamente e con tutti i paesi che hanno affrontato il processo di decolonizzazione, in cui la Cina cerca di distinguere quest'area rispetto alla dinamica delle potenze. E questa sarà poi l'area dove si svilupperà negli anni 60 e negli anni 70 una forte rivalità, conflittualità che è ideologica ma anche politica fra Cina e Unione Sovietica. Unione Sovietica che negli anni 60 diventa il peggior nemico, insomma il rivale, diciamo, della Cina. Come si verifica questo passaggio? Vuol dire non interpretare più il mondo in una divisione fra mondo socialista e mondo
diciamo, capitalista, come mette in discussione questo passaggio l'identità della Cina? Ecco qui si ricorre ovviamente a un concetto di egemonia e imperialismo che può essere anche attribuito all'Unione Sovietica, nel senso il mondo non è più diviso fra mondo socialista e mondo capitalista, ma ha una divisione molto più sofisticata, una visione sofisticata in cui comincia a emergere quella che viene chiamata una zona intermedia che poi i cinesi legheranno all'Europa occidentale, ma anche a quello che noi continuiamo a chiamare in termini semplici terzo mondo, e soprattutto il concetto di imperialismo è legato anche a un avviarsi di nuovo, secondo i cinesi, dell'Unione Sovietica verso il capitalismo, può essere attribuito anche alla grande potenza socialista dell'Unione Sovietica. Cioè lo stesso concetto che è ideologico e anche morale non vincola la Cina a una lettura del mondo prestabilita, ma in termini di alleanze, ma serve anche invece a ridiscutere la sua posizione, in particolare a ridiscutere la sua alleanza con l'Unione Sovietica, che è un'Unione Sovietica che negli anni 60 diventa la potenza sociale imperialista, quella che similmente agli Stati Uniti vuole o comunque avere una posizione egemone a scapito della Cina. Certamente in questo rapporto ci sono tutta una serie di considerazioni legate al cambiamento del contesto internazionale, alle politiche di contenimento ad esempio della proliferazione nucleare, che la Cina di quegli anni vede come invece un elemento di contenimento da parte delle superpotenze rispetto all'emergere di paesi terzi che possono partecipare, diciamo, allo stesso sistema. Sarà proprio, fra l'altro, questa difficoltà con l'Unione Sovietica che porterà alla fine degli anni 60 questa crisi, scusate, con l'Unione Sovietica, che porterà invece la Cina a riavvicinarsi agli Stati Uniti in un'ottica ovviamente che è essenzialmente strategica, realista, nell'idea di poter bilanciare il proprio ruolo fra le due potenze. Noi sappiamo che negli anni 60, quando ormai è evidente alla fine degli anni 60 che gli Stati Uniti si ritireranno, cioè comincia il disimpegno in Vietnam, e quindi il Vietnam diventerà un paese socialista sotto in realtà l'influenza sovietica, sarà lo stesso Mao, che fino ad anni prima ovviamente anche retoricamente denunciava la tigre imperialista, tigre di carta diceva lui, l'imperialismo americano come uno dei maggiori nemici, ha invece valutare che in funzione anche antisovietica sia il caso di avere un rapporto più disteso con gli Stati Uniti, e che avverrà appunto con questa famosa visita di Nixon nel 1972 e con una dichiarazione di Shanghai che per la Cina sarà una vittoria, nel senso che di fatto stesso gli Stati Uniti dovranno ammettere di non avere ambizioni egemoniche nell'area, accetteranno l'idea del rifiuto dell'egemonia e accetteranno fra l'altro l'idea che sia Taiwan, voi sapete dove c'era il governo nazionalista che si era ritirato nel 1949, sia la Repubblica Popolare Cinese, legittimamente sostengono che esiste una sola Cina, e questo è l'escamotage che viene trovato. In tutto questo, in questi stessi anni, proprio riuscendo a giostrarsi in questa relazione complessa fra le superpotenze, la Cina, poi chiudo perché passo anche la parola al collega, insomma, riesce a riaffermare quel suo ruolo, un suo ruolo definito come un paese che guida gli emergenti, coloro che aspirano ad emergere e che con tante difficoltà sono i cosiddetti paesi del terzo mondo, e il cui diritto però a partecipare al contesto, diciamo, al concerto internazionale, alle organizzazioni internazionali, deve essere affermato con forza, al di là di quelle che sono le dipendenze, diciamo, economiche. Un rapporto privilegiato che cercherà di mantenere anche ovviamente negli anni successivi, per quanto attualmente siano altri forse i principi su cui si muove la Cina di oggi. Certamente il riavvicinamento con gli Stati Uniti si concluderà soltanto dopo la morte di Mao, poi gli anni '80 ad esempio resteranno anni critici nei rapporti con l'Unione Sovietica, che invece diventeranno più distesi soltanto negli anni '90. La Cina maoista conclude per alcuni aspetti la sua esperienza col '79, la sua esperienza di una relazione col mondo legata a queste dinamiche, e nel frattempo dagli anni 90 in poi la Cina è cambiata, ma anche il mondo è cambiato, e quindi forse non necessariamente le risposte trovate in precedenza possono essere adatte a quanto si pone adesso. Io chiuderei qui lasciando spazio a...
Grazie infinite alla professoressa De Giorgi, in tandem perfetto con il professor Samarani da un secolo all'altro, e notevolmente densa di contenuti, con la visione. Forse, ma... No, ma ha corso nel modo giusto, perché la quantità dei dati era notevole, dalla visione del mondo in un'epoca maoista in cui la Cina si è alzata in piedi, e quando la Cina si alza in piedi deve poi costruire i propri rapporti, costruire o ricostruire i propri rapporti con l'estero, pur salvaguardando la propria identità e la propria identità ideologica. Quindi deve fare i conti con le proprie diffidenze, deve fare i conti col socialismo da una parte e il capitalismo dall'altro, nel tentativo di equilibrarsi o squilibrarsi tra Mosca e gli Stati Uniti, sempre con l'idea di poter fare da terza via, in un certo senso, il terzo percorso, la terza strada. Ed ora sentiamo il terzo. A proposito di terzo, ed il terzo nostro è il professor Tedoldi. Qui gioco in casa perché è il mio collega all'Università di Verona, e gioco in casa, però devo dire tante cose anche di lui. Chi è? Riassumendo e lasciando il dulcis in fundo, è professore di storia delle istituzioni politiche e storia delle istituzioni internazionali qui a Verona, membro del consiglio direttivo della Società per gli studi di storia delle istituzioni politiche, socio ordinario della Società Italiana di Scienza Politica, ma un po' di inglese anche per te ci vuole, perché sei socio dell'International Political Science Association e socio della sezione italiana dell'International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. È un grande nome anche lui, Autore di numerose pubblicazioni monografiche e articoli accademici, amministratore pubblico in enti culturali, ha compiuto anche studi musicali e suona il contrabbasso jazz. Sapevo che lo diceva. L'ho detto velocemente, però dovevo dirlo. Detto questo, non dico più nulla e lascio la parola a Leonida. Grazie, ringrazio sia Daniela sia Roberta. Cito per nome perché le conosco ormai da tanti anni, e quindi ringrazio anche di questa occasione di confrontarmi su temi per me distanti, diciamo, no? Anche se effettivamente credo che sia vero, no? Questo motto, questa espressione, la Cina è vicina, nel senso che per quello che dirò tenterò di dimostrare perché è vicina in realtà, anche se geograficamente molto, molto lontana. Vi ruberò poco tempo, perché in realtà io vi volevo dire qualcosa rispetto a quello che coloro come me che si occupano di storia delle istituzioni politiche, che sono politologi di formazione, studiano, tentano di comprendere il rapporto che c'è sempre stato, come hanno dimostrato i miei interlocutori precedenti, tra Occidente e in questo caso non solo Oriente, ma anche e soprattutto Cina, perché in realtà, grosso modo, lo diceva molto bene Samarani in precedenza, peraltro invito tutti coloro interessati a leggere un suo libro che non è stato citato, ma che nel panorama editoriale italiano è molto importante, che si intitola La Cina del Novecento, edito da Einaudi, mi sembra nel 2004, cito a memoria. E lì trovate molte cose, molte anche suggestioni, non solo di alta divulgazione, ma anche per specialisti, insomma, e quindi si può trovare molti dei passaggi importanti della storia cinese. Dicevo che l'interesse che si ha, almeno quantomeno per coloro che come me studiano sostanzialmente lo Stato, non è relativo solo allo Stato socialista, chiamiamolo così, cinese degli ultimi 40 anni, ma anche, come è stato dimostrato, la storia cinese del Novecento, perché in realtà, ai miei occhi, la storia cinese del Novecento è molto legata alla storia politica, istituzionale, direi anche economica dell'Occidente. Non solo per ragioni già riprese di rapporti evidentemente, chiamiamoli per brevità, coloniali,
che nascono ancora, appunto si diceva prima, dal Trattato di Nanchino, insomma più o meno a metà dell'Ottocento, ma anche perché la costruzione delle istituzioni cinesi, grosso modo, poi mi correggeranno eventualmente i miei colleghi, dagli anni 20, qui dalla Repubblica, da quando si rafforza la Repubblica, poi sotto la direzione di Chiang Kai-shek, e poi la nascita, quindi nel 1949, della Repubblica Popolare, quello è un grandissimo laboratorio politico, per me credo straordinario, per quanto posso sapere io e conoscere dal punto di vista politologico, molto più interessante della rivoluzione, come dire, russa. Perché? Perché ci sta dentro anche molta storia, anche nella rivoluzione russa naturalmente, dell'Occidente. Ci sono molti modelli che vengono dibattuti in questo enorme laboratorio cinese durante la Repubblica, perché la Repubblica in realtà, concludo brevemente su questo, cinese, è una Repubblica che guarda soprattutto a Occidente ed è guidata da il grande funzionario dell'antico impero celeste, che poi tenta di costruire una repubblica che sembra un poco tenta federalista, qualcuno voleva un ritorno lui stesso alla monarchia. Quindi tutto questo per dirvi che cosa? Che da questo punto di vista è un grande laboratorio che guarda all'Occidente. La Cina continua, secondo me, a guardare a Occidente e continua anche con l'esperienza, chiamiamola autoritaria in parte, perché ogni grande leader politico cinese del Novecento, e questo lo dice Samarani, e non lo dico io, era un leader anche militare e quindi anche in questo senso in parte occidentale. Ci sono grandi leader che nascono e si formano in contesti militari. L'esercito è un grande laboratorio e fucina politica, anche ora, mentre stiamo parlando. Facciamo un esempio, Israele. Molti dirigenti e molti leader di Israele di prima grandezza, quindi di primo livello, nascono e rafforzano il loro potere politico all'interno dell'esercito. La rivoluzione portoghese, citata prima, la rivoluzione portoghese della metà degli anni 70, la famosa rivoluzione dei Garofani, è costruita tutta all'interno dell'esercito, che si divide in parti politiche, no? Quindi da questo punto di vista l'altra questione molto importante, che secondo me è forse l'elemento che asimmetrico rispetto a quanto vi ho detto finora, è il rapporto con il Giappone. Il Giappone è una fucina di funzionari per la Cina del Novecento, pre-maoista, chiamiamola così. Questo è un altro grande elemento, molto interessante anche per noi che ci occupiamo di Stato, di burocrazia, di costruzione di sistemi politici e quindi anche di funzionari e di tutto ciò che comporta la costruzione di sistemi politico-istituzionali. Perché? Perché il rapporto col Giappone, al di là, diciamo, delle guerre e qui delle relazioni anche internazionali, per un attimo, togliendo questo grande, peraltro, problema, è per la Cina un rapporto molto significativo e da un certo punto di vista è un rapporto che la sgancia dal rapporto molto forte con l'Occidente. Altra questione importante, 1949 nasce la Repubblica Popolare, però la Repubblica Popolare è una repubblica, in questo caso, al meglio la Costituzione provvisoria, è una Costituzione assai interessante perché guarda prevalentemente all'Unione Sovietica. Però nel volgere di qualche anno comincia a modificarsi. La Cina in 40 anni, grosso modo, mi correggeranno loro, che sono più esperti di me, cambia gli assetti costituzionali.
si modifica nel tempo. E questo è molto importante sul piano politico, perché modificandosi si mantiene. Ed è forse anche delle ragioni, credo, da un certo punto di vista, di una sua forza interna. Ma anche in questo caso le modifiche sono rappresentative di un'idea, credo in parte, di visione di un certo tipo di costruzione dello Stato che guarda anche a esperienze occidentali. Uno dei grandi problemi mi è capitato anche con amici miei non italiani parlare era il problema appunto della presidenza della Repubblica. Perché? Perché nella Repubblica provvisoria non esiste il presidente, la carica di presidente della Repubblica. Perché? Perché c'è l'idea che è un comitato, adesso lo dico, mi scuseranno, uso termini per farmi comprendere, è la Repubblica del popolo, non può essere governata da un unico uomo, da un unico timoniere, anche se poi Mao si chiamerà così, no? C'è questa idea. Però nel tempo si modifica, perché serve che ci sia una presidenza della Repubblica e lì la Costituzione continua a modificarsi. Quindi anche in questo caso guardano, perché? Perché anche in questo caso i leader di riferimento sono tutte persone, di primo livello, sono persone che si formano in parte dove? Non si formano in Cina, ma si formano in Occidente. Ad esempio, a differenza di Mao, che si spostava poco, mi serba qualche viaggio in Russia, ma poi poco altro, uno dei grandi tessitori della politica internazionale cinese, che si chiamava Zhou Enlai, era invece un uomo, come dire, della grande diplomazia. Era un uomo meraviglioso, lo si metteva lì e lui conquistava, no? Al tavolo, e conquistava tutti, cosa che ad esempio per una persona probabilmente come Mao, no? Era un fatto non troppo. Invece e lì nasce tutto un discorso, secondo me, politico di rapporti, di relazioni internazionali con il mondo, lì si aprono al mondo, cioè lei apre la diplomazia cinese. Così come per parlare, perché mi sa che sto già parlando troppo, l'altro grande elemento che qui naturalmente, l'altra grande, figura che bisogna inevitabilmente citare è Deng Xiaoping. È difficile pensare al mantenimento della struttura dello Stato cinese senza pensare alla riforma che lui fa dopo Mao. E di mantenimento e quindi di un'idea di cambiamento nella continuità. Cioè noi appaiono magari, no, noi italiani in questo siamo molto bravi, devo dire, quindi ecco, questo noi abbiamo una produzione anche scientifica straordinaria sul cambiamento nella continuità, però in questo caso c'è un cambiamento vero, cioè nel senso che aprendosi l'economia socialista di mercato, si riorganizza, se lo dico, mi scuserete per brevità, si riorganizza anche un'idea di Stato. Ad esempio questa è per noi studiosi di Stato, questo è molto interessante, perché si va al di là del dato ideologico e quindi della cornice ideologica, pur rimanendo all'interno di una struttura di Stato che guarda in qualche modo al rapporto con il mercato. E quello, guardando quel rapporto con il mercato, serve tutta una ridefinizione dei poteri, una ridefinizione dei rapporti commerciali. La Cina non è mai stata la Russia da questo punto di vista. La Russia sul piano, anche negli anni 20 o negli anni 30 del Novecento, dal punto di vista commerciale, insomma, non aveva la ricchezza dei mercati cinesi, anche da questo punto di vista, no? Era diversa, hanno tutta una tradizione da questo punto di vista molto significativa, e quindi Deng Xiaoping questo lo riesce a compiere questa trasformazione e quindi a mantenere in funzione un'idea che appunto è ancora l'idea dello Stato socialista di un certo tipo, quindi ha mantato anche molto di non morale, ma ideologico, ma aderente anche un'idea di trasformazione.
con Tiananmen, che per quelli della mia generazione è stato il grande trauma. Io sono ancora traumatizzato da Tiananmen, devo confessarvelo, ero studente universitario, però forse anche per quello sono rimasto traumatizzato io da quegli eventi. Da quegli eventi ai quali c'è una parte dello Stato cinese che quindi il segretario del partito, il presidente, che interviene in fase dialogante con i ragazzi di Tiananmen, che appunto guardano Occidente, guardano agli Stati Uniti, e lì però Deng Xiaoping compie forse l'ultima parte della sua parabola politica, fermando quel tentativo e ponendo agli arresti, non mi sfugge il nome, Jiang Zemin, e peraltro è morto di recente, rimanendo più o meno agli arresti domiciliari, e lì compie un'altra grande virata per mantenere quell'idea di Stato. Ultime due cose, Presidente Facchinetti, se posso, sono relative sempre alla trasformazione dello Stato, però secondo me sono importanti per comprendere poi le fasi, diciamo, attuali, che sono da una parte la trasformazione ulteriore della politica cinese, che secondo me è determinata da una fase di passaggio molto importante, che è il 2001, e quindi l'adesione della Cina al WTO, WTO, e quindi implicitamente anche a quell'organizzazione di sistema commerciale occidentale, capitalistico e quant'altro, e grosso modo 2008-2009 l'introduzione, credo si possa definire, ma possiamo discuterne, di una sorta di, questa è un'ulteriore trasformazione compiuta dalla quarta generazione della dirigenza cinese, di uno Stato che diventa ormai uno Stato sia all'interno di un contesto e quindi di un contenitore socialista, però molto keynesiano, si direbbe, quindi con l'introduzione anche di una idea di rapporto Stato, diciamo società, mercato, che si avvicina molto anche alla nostra idea di in qualche modo di non tanto di Stato ma di politica economica. Il problema vero è che da una parte queste, diciamo, adesioni hanno significato il riorientamento, se posso dire, della politica cinese verso appunto il rapporto sempre più stretto e direi anche profondo dal punto di vista anche della acquisizione di proprietà nei paesi occidentali, anche in Italia, anche a Milano, se avete visto ultimamente, e quindi anche di un assorbimento quasi completo di un certo tipo di cultura commerciale occidentale da una parte, e dall'altra parte però anche la forte, e questo lo segnalano molti anche commentatori osservatori, e se ne parla perché sono usciti diversi libri anche in lingua inglese, sulla disuguaglianza. Quindi questo è uno dei grandi problemi che si è dibattuto anche nell'ultimo e nel penultimo congresso del Partito Comunista cinese, perché ovviamente la questione poi sta assumendo appunto problemi molto, molto rilevanti, perché lo Stato si sta alleggerendo e sta concedendo molto alle dinamiche nel rapporto con il mercato, però chiaro crea a un paese che ha quel tipo di sviluppo demografico e quindi un continente intero, rapporti anche per quanto riguarda gli squilibri sociali nelle varie zone poi del paese, che stanno diventando molto elevati, quindi sono molti correttivi che vengono fatti anche ultimamente. Mi fermo qui perché secondo me ho già parlato troppo. Grazie. Meno di quello che posso dire.
meno di quello che noi. Beh, io direi che più conseguenziale, più integrati di così non si poteva essere. Quindi da Mao a Deng Xiaoping a Piazza Tiananmen, con una Cina che modificandosi si è riuscita a mantenersi proprio perché si è modificata e che comunque continua sempre in qualche modo a guardare ad Occidente. Mentre la Cina guarda Occidente, io guardo voi e vi chiedo se avete domande o qualsiasi altro commento che vorreste fare a questi tre straordinari parlatori. Prego, alla signora.
sì, di domande e poi rispondiamo. Se non ci sono, grazie, se non ci sono altre domande, io chiedo ai tre relatori, partendo dalla visione sinocentrica, chi vuole rispondere per primo? Col punto di domanda, la visione sinocentrica col punto di domanda. Ovviamente se per sinocentrismo intendiamo quello che la Cina vedeva di se stessa, parlava, concepiva di se stessa nell'Ottocento, credo che il mondo è profondamente cambiato e anche la Cina è profondamente, quindi non parlerei assolutamente di sinocentrismo, il mondo è profondamente cambiato, credo che la Cina stessa si ponga un problema grosso oggi tra i tanti, cioè quello di contrastare un'ipotesi diciamo di egemonia dell'unica vera potenza che esiste oggi, cioè degli Stati Uniti d'America. Quindi credo che sia nell'interesse della Cina, almeno in questa fase storica, attivare, sostenere, incoraggiare attori in varie parti del mondo che indeboliscano la forza americana. Credo che questo sia uno degli obiettivi fondamentali. Se uno va a vedere in varie parti, uno dei temi dell'azione politica, diplomatica, economica, commerciale cinese, non è solo questo, ovviamente il primo è affermare se stessi, mettere radici economiche, relazioni, ma l'altro, dal punto di vista strategico, è sicuramente contenere l'unica, una volta erano due, adesso ce n'è più una sola, cioè gli Stati Uniti d'America. Se uno guarda a quello che stanno cercando di fare in Asia centrale, il rapporto con Putin, cioè con la Russia, con l'Asia centrale, il rapporto con i nuovi stati nati dal 1991, che alcuni sono anche carini, altri sono un po' meno carini dal punto di vista interno, cioè vuol dire, non è che sempre abbiano il doc, diciamo, no, della democrazia o di un certo tipo di qualità politica, basta quello che stanno cercando di fare, cercando di, nei confronti dei paesi dell'Asia sud-orientale, il tentativo con cui hanno degli apporti positivi ma anche dei conflitti, il problema dei mari, no? Il controllo dei mari, delle risorse energetiche offshore e così via. Tutto il discorso che stanno cercando di fare in varie parti del mondo, credo che sia uno dei temi principali, sia quello di cercare di, ovviamente, di indebolire e respingere là dove possibile l'influenza e la presenza americana. Ovviamente questo è ormai l'azione cinese è globale, come si dice oggi, no? Cioè, adesso sono arrivati anche in America Latina, che era il paese, diciamo, l'America centrale, in cui non sono mai arrivati storicamente, però ovviamente la loro attenzione prima è l'Asia. Io in questo senso non considero la Cina un paese, una potenza globale, la considero una potenza fortemente, strutturalmente regionale con ambizioni anche globali, questo sì, ma non è competitiva oggi e nel medio periodo con gli Stati Uniti d'America da questo punto di vista. Però in Asia non si possono fare nulla senza discutere con la Cina. Questo io credo che non ci siano molti dubbi, dalla Corea al sud-est, all'Asia sud-orientale, dall'Asia centrale al subcontinente indiano, eccetera, credo che sia, ecco, quindi penso che non siano, ecco, parlare di sinocentrismo penso che sia superato sostanzialmente.
Naturalmente questo non vuol dire che i cinesi non abbiano una forte concezione di sé. Ce l'hanno, e come, cioè, sono orgogliosi, lei lo sa che è stato in Cina, può piacere o no, hanno una forte concezione di se stessi, hanno una forte concezione del proprio patrimonio, della propria storia, della propria identità, della propria civiltà. Credo che questo si veda non solo nei quadri di partito, nei dirigenti, ma anche nella popolazione, no? Mediamente proprio. C'è questo orgoglio che ovviamente molte volte dà cose positive, a volte quando si esagera sfocia magari in sentimenti, in azioni estremistici o anche un po' nazionalistico-patriottici estremi, eccetera. Però questo fa parte un po' del gioco, ecco, insomma. Non so se devo dire qualcos'altro, no? Ah, c'era sì. Sì, sarò rapida. Sì, l'intervento, la guerra nel 1979 la Repubblica Popolare Cinese, appena uscita dal maoismo, ha fatto una breve guerra nei confronti del Vietnam, e effettivamente motivata essenzialmente dal fatto che i vietnamiti a loro volta stavano intervenendo contro i Khmer Rossi, che si riferivano che invece avevano il maoismo come riferimento. Questo è un conflitto che entra nella rivalità sovietico-cinese che si stava sviluppando in Indocina, perché il Vietnam era molto più vicino all'Unione Sovietica che alla Cina, e fra l'altro tutti i boat people che partivano essenzialmente dal Vietnam e che poi negli anni 70 arriveranno a Hong Kong e saranno poi anche ospitati in campi speciali perché arriveranno in Cina, erano i cinesi, perché i cinesi costituivano l'elite, i vietnamiti di origine cinese costituivano l'elite economica del Vietnam, e quindi c'era un conflitto che, anche se al di fuori non si vedeva, aveva anche degli elementi a carattere etnici. Ma lei, come sa, quella guerra la Cina l'ha fatta dimostrando tutta la sua debolezza militare, ed è stato uno degli elementi poi che anche ha favorito una spinta poi verso la modernizzazione in ambito militare, ed è stato di fatto, a parte gli scontri con l'Unione Sovietica e gli incidenti di frontiera con l'India, la guerra sino-indiana nel 1972, l'unico intervento diretto in cui la Cina militarmente che ha rivelato in quel momento delle fragilità. Io lo leggerei, quegli anni 70 sono gli anni e anche gli anni 80 in cui il rapporto Cina-Unione Sovietica è un rapporto critico, diciamo, e quindi quello scontro ha due elementi, uno legato alla presenza cinese nel Vietnam e uno legato alla rivalità fra le due potenze socialiste nell'influenza del sud-est asiatico. Questo posso dirle. Sì, però dal punto di vista... Per punire il Vietnam, sì, però dal punto di vista cinese era una violazione di una sovranità nazionale, e se c'è una cosa, un principio a cui i cinesi tenevano è il fatto che si trattava di una questione interna alla Cambogia, e quindi su questo lo so, però chiaramente poi la politica, diciamo, non so se può aggiungere qualcosa. Mi sembra una visione, come dire, che dà un po' troppo, se mi permette, un po', diciamo così, non tiene conto di un altro aspetto della politica vietnamita, secondo me, cioè oltre a quello che lei ha detto giustamente, cioè secondo i cinesi, ma anche secondo i non cinesi, i vietnamiti non avevano solo un problema centrale dell'intervento contro i criminali polpottiani, eccetera, ma avevano anche un design che secondo me non era proprio campato in aria del tutto, non era solo l'accusa cinese, un design di una egemonia diciamo, Vietnam, Cambogia, Laos, l'ex Indocina, che ovviamente si scontrava con i desideri analoghi dell'egemonia cinese sull'area. E poi c'era un qualche cosa di psicologico ma molto importante, secondo me, anche perché in queste cose forse c'entrano, toccano. Cioè i cinesi ce l'avevano, si sentono traditi, perché hanno fatto molto dal loro punto di vista a favore del Vietnam durante la guerra di occupazione americana, dei bombardamenti americani, quindi si sentono molto traditi da questo comportamento vero presunto vietnamita, insomma, eccetera. E si sentono traditi dal tipo di atteggiamento che il nuovo governo vietnamita ha nei confronti degli Hoa, cioè appunto dei cinesi
dei vietnamiti cinesi o cinesi vietnamiti che ci sono. Quindi è una cosa, poi come ha detto Laura, poi c'è tutta la questione del rapporto con l'Unione Sovietica, eccetera. Teniamo conto che siamo anche in una fase particolarmente complessa e delicata. Secondo me metterei un altro elemento che in un altro scacchiere. La fine degli anni 70 è il momento dell'invasione sovietica dell'Afghanistan. Anche questo è un elemento di allarme, cioè possiamo dire, io sono di questo parere, che i cinesi erano un po' ossessionati, cioè avevano una visione un po' ossessiva delle cose, però la loro concezione, se uno va a vedere l'analisi a fine anni 70, è: i sovietici ci stanno accerchiando, cioè sono in Afghanistan, attraverso il Vietnam invadono la Cambogia, insomma, capisci? Cioè, questa, non dico che io sono il primo a dire che questa era una visione probabilmente molto di parte, molto esagerata, però ecco, va considerata la loro visione, non perché fosse perfetta o precisa, ma credo che, insomma, comunque, questo è il mio parere, ovviamente. E possiamo considerare risolta anche la domanda del signore, in qualche modo ci manca la guerra dell'oppio. C'è una domanda sulla guerra dell'oppio. Si vuole riprendere? Come ha giustificato l'Inghilterra, il governo inglese, al proprio interno, ideologicamente, questa guerra aggressiva? Credo fosse uno Stato, tra virgolette, liberale. Quali sono state le giustificazioni ideologiche alla propria popolazione, se ha tenuto in considerazione? Anche in America è uno Stato liberale. Ma ne ha combinate di cotte e di crude del mondo. Ecco, Ma come giustificazioni ideologiche? Laura può. No, diciamo che l'atteggiamento cinese, che da anni rifiutava uno status, cioè i mercanti inglesi che erano presenti a Canton erano fortemente limitati in tutte le loro attività, e questo era già visto come un elemento negativo da parte ovviamente dell'opinione pubblica inglese, come se la leadership, la dirigenza cinese rifiutasse di fatto lo stesso riconoscimento di questi mercanti, che non potevano avere a che fare con le istituzioni politiche, con i mandarini, dovevano avere a che fare con altri mercanti autorizzati in un sistema molto restrittivo, percepito come un impedimento alla civiltà di entrare al libero mercato e anche alla stessa civiltà. Quindi la guerra poi nasce perché i cinesi che sequestrano questo oppio, lo distruggono, dicono che pagheranno l'equivalente, diciamo, monetario di questa grossa perdita economica. Poi in realtà sono gli stessi mercanti che chiedono alla Gran Bretagna di pretendere questo indennizzo per i danni subiti. E quindi, diciamo, è nella logica di un mercato che dovrebbe essere libero, che non lo è, che è stato danneggiato da un'azione di violenza, come quello che hanno compiuto dal punto di vista britannico il commissario, sequestrando le navi e impossessandosi di questi beni, per di più non corrisposto poi in termini economici, che viene giustificata la necessità di pretenderlo sul piano militare. Posso aggiungere su questo, perché è una domanda troppi. Sembro Ciuellai, sì. Su questo, perché è interessante, non tanto sulle questioni, come dire, cinesi, ha già risposto la collega, quanto peraltro la Cina è un rafforzamento di quello che lei, secondo me, allora, questione, diciamo, democrazia, democrazia non era un tema così forte, credo, in quel momento a Londra, nel senso che il tema della democrazia, diciamo comunque del mantenimento di un certo tipo di impero per ragioni ovviamente commerciali, no, ma a me piace discutere di questo, assolutamente, no, ma è assolutamente corretta. Però deve essere, secondo me, collocata anche in un contesto, cioè nel senso che questo vale anche per le discussioni che si sono fatte finora, no? Cioè non è che tanto deve parteggiare per una parte o l'altra, però per capire il momento. Ad esempio, dal punto di vista del diritto internazionale, in quel momento, anzi qualche anno dopo, la Cina era considerata, dopo, diciamo, il trattato di Nanchino, dopo altri trattati, grosso modo dal 44, metà degli anni 40, quindi siamo lì, era considerata facente parte della famiglia delle nazioni,
però con un certo tipo di diciamo soggettività giuridica parziale. Perché? Perché non era considerata cristiana, quindi era quasi come i musulmani dal punto di vista del diritto internazionale. Però dal punto di vista dei rapporti commerciali sanciti poi dai trattati, cosa emerge? Emerge che dopo il Trattato di Nanchino si fanno alcuni trattati che verranno poi adottati anche da Francia e Stati Uniti, che servono poi come modello relativo a tutto ciò che concerne anche la punibilità nei casi anche penali relativi agli stranieri in Cina, ad esempio. Adesso non entro nei particolari, però per farle capire che però da questo tipo anche di conflitti, che sono militari, ma che poi generano anche conflitti di natura commerciale, si costruisce che cosa? Si costruisce anche un certo tipo di giurisprudenza, chiamiamola così, che non è necessariamente involuta, ma può essere evoluta da un certo punto di vista. Cosa voglio dire? Che questo tipo di conflitto dal punto di vista delle relazioni tra stati, in un contesto in cui ci sono gli imperi coloniali, perché non è che non ci sono gli imperi coloniali, questi imperi hanno dei nomi e dei cognomi, prima i portoghesi e gli spagnoli, poi gli inglesi, poi i francesi, olandesi se vuole aggiungere, che hanno fatto delle cose. In quell'area poi si aggiungono i tedeschi, che sono sempre un po', ma i tedeschi hanno anche un ruolo molto, molto importante in quell'area, ma non costruiscono solo, per capirci, macerie, no? Lei, appunto, secondo alcuni teorici inglesi, questa idea di espansione dello Stato avrebbe portato, ad esempio, alla pacificazione dei rapporti commerciali sul piano internazionale e quindi alla pacificazione tra Stati. Quindi capisce che se noi lo trasferiamo in questo tipo di complessità, allora è chiaro che discorsi su democrazia, bene o male, hanno fatto bene, hanno fatto male, comincia a svuotarsi di significato e prevale che cosa? Quella che dovrebbe essere, secondo me, l'analisi degli interessi in gioco e di come questi interessi sono stati poi governati in qualche modo. Ed esempio la Cina è anche da questo punto su questo tema è molto importante, perché secondo me in Cina vengono fatti anche nell'Ottocento, anche sotto l'impero cosiddetto celeste, il diritto internazionale, quello che noi poi chiameremo, loro non lo chiamavano così, quello che noi chiamiamo diritto internazionale, viene a rafforzarsi rispetto a una giurisprudenza che in pratica non esisteva. Ho complicato la cosa, però diciamo era per volere, ovviamente. L'ha complicata a tal punto che ci ha permesso di entrare già fin da ora nel contesto del noir, che ci sarà la prossima volta, cioè l'11 giugno, perché è talmente complesso il quadro che ha prospettato che uno si aspetta qualcosa di problematico davvero tra un mese. Infatti è così, infatti il problema degli storici, un vecchio Oriù è un vecchio storico che diceva che gli storici sono sempre un po' tristi, hanno questa tristezza, perché tutto è un po' complicato, siete tutto, pericolosi, ci intristisce un po'. No, ma nulla di triste è stato, dica. Solo un'osservazione finale, comprendere un po' la mentalità degli europei verso la Cina nell'Ottocento può essere utile rivedere i 155 giorni. Sì, certo. Dove i cinesi sono rappresentati come quelli che non accettano il libero mercato da parte delle potenze europee, le quali hanno anche una supremazia morale nel film. Sì, però appunto, ma questo farebbe parte della seconda parte del mio discorso, cioè sgraviamoci dai occidentali, da tutti quegli stereotipi che loro dimostrano bene, hanno dimostrato molto bene anche nella risposta sulla Cambogia, insomma, eccetera,
rispetto all'idea che si ha della Cina e dell'Oriente in generale, cioè l'idea del cinese furbo, mettiamola, adesso sto banalizzando, non è il suo ovviamente, però diciamo così, capisce che no, non ha molto appeal. Per noi che lo facciamo di professione è evidente, però vorrei che fosse chiaro e spero anche che questi diciamo, dibattiti di questo ciclo l'abbiano un po' dimostrato, nel senso che c'è una costruzione di un certo tipo di civiltà che non si gioca sempre sull'idea, ma dunque è meglio o peggio di quello, perché se cominciamo così noi perdiamo subito, perché in Francia ultimamente c'è un dibattito furibondo sullo schiavismo, in cui i francesi sostengono che loro sono arrivati terzi e primi sono stati gli inglesi, e poi si sono messi però a contare i morti, e quindi ha cominciato 1 milione, 2 milioni di deportati, no? E allora se cominciamo così noi, capisce, bene o male comincia a sfuggire di mano su qualsiasi cosa. Allora, se questo vale per noi, vale anche nei rapporti, quindi la nostra posizione che abbiamo, non tanto verso l'alto in senso generale, ma anche verso i problemi poi politici, culturali che ci sono. Il problema vero è che bisogna governare un certo tipo di problema, questa è la difficoltà, perché capisce che poi una volta che per governare bisogna comprendere, e diciamo comprendere è la parte più difficile secondo me, perché facciamo fatica noi europei che abbiamo degli stereotipi continui, non so, con i francesi o con gli inglesi, e anche tra francesi e inglesi, non è che sto dicendo sono noi italiani, immaginiamoci con l'Oriente, però dobbiamo fare questo passaggio, e i cicli come questo secondo me servono a questo, che è un passaggio straordinario da molti punti di vista. Poi chiaramente, se volete sapere il mio pensiero, è chiaro che la Cina è un certo tipo di Stato, non è mica uno Stato di diritto occidentale, se vogliamo metterla su questo piano, è uno Stato tendenzialmente, secondo me, non so loro, ma è autoritario. Non è che se vogliamo parlare di questo ne possiamo parlare, non è un problema da parte mia. Cioè, voglio dire, non è che stiamo, non è che facciamo finta di nascondere una cosa, però questo è un discorso. Un altro è tentare invece di comprendere mature, perché nel caso cinese sono molte. Perché questo Stato socialista si mantiene dal 49 ad oggi? Sono tutti strani oppure hanno delle usanze un po' particolari? No, evidentemente succede qualcosa, ed è successo qualcosa anche storicamente che si è consolidato nel tempo e che è diventato immaginario collettivo, che la società ha recepito, tale che i cambiamenti poi hanno mantenuto quel tipo di sistema. E quindi questo è il punto. È chiaro che è molto complesso. Scusi Presidente. Nessun problema. Io chiuderei. Certo. Sì. No, secondo me però, sono d'accordo con molte cose che state dicendo. Secondo me però non dobbiamo dimenticare, minimizzare un elemento che non è l'elemento che spiega tutto, ma è un elemento centrale. Tornando alla questione dell'oppio della Gran Bretagna, c'erano un sacco di soldi in ballo, cioè è un paese, vuol dire, l'economia, la finanza, l'industria, il business, come si dice adesso, non spiega tutto, però aiuta a spiegare parecchie cose spesso. In questo caso non dobbiamo dimenticare che insieme ad altri fattori c'erano queste cose. Cioè c'è un paese che è nella spinta della rivoluzione industriale e che ha bisogno di mercati da esportare, materie prime, eccetera. Quindi l'oppio poteva essere questo o quell'altro, è poi l'oggetto del contendere, insomma, voglio dire, poi la scintilla che fa. Ecco, non dimentichiamoci che spesso, come in questo caso, l'economia è un elemento centrale. Chiuderei questo bellissimo incontro con le parole anche tue, che per governare bisogna comprendere, per comprendere bisogna riuscire a conoscersi, come il professor Samarani e anche la professoressa Di Giorgi ci hanno chiarito molto bene. Quindi io ringrazio voi per essere stati con noi a capire un po' di più e cercare di capire un po' di più questo mondo cinese, e nuovamente vi do appuntamento al prossimo incontro con il Noir, che è particolarmente
ha un punto di domanda accattivante. Quindi grazie ancora e a presto. A voi.